Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantonna. Il viaggio di Pronto Mondo oggi ci porta in Sud America, più precisamente in Ecuador, a Quito, la capitale del paese. A differenza di altri viaggi che abbiamo fatto e che faremo nei prossimi mesi, questo sarà un viaggio per certi versi familiare, perché non andremo ad incontrare dei missionari che ogni giorno devono fare chilometri e chilometri per raggiungere i loro fedeli, o che si trovano in zone sperdute, la giungla, il deserto, ma parleremo con una persona che opera in maniera non dissimile da come fanno i sacerdoti della nostra diocesi. La frontiera è quella: case, strade, ghetti, condomini, palazzoni. Da una parte il benessere di un paese che inizia finalmente dopo decenni di povertà a godere i primi frutti di una politica industriale ed economica. Dall'altra lo smarrimento, la perdita di radici, la perdita di identità che porta sempre più persone a situazioni di crisi individuale e sociale. Ci collegheremo tra qualche istante con Quito, la capitale dell'Ecuador. Con noi Don Saverio Turato, giovane Fidei Donum in Sud America dal 2011. Abbiamo già sentito la sua voce qualche settimana fa nella puntata speciale dedicata al convegno di Aparecida. Don Saverio ci parlerà di periferie esistenziali come ne intende Papa Francesco, ma anche di periferie fisiche, geografiche, periferie di città che stanno diventando sempre più il palcoscenico principale dove l'umanità recita la sua parte nel gioco del mondo. E forse ci stupiremo delle somiglianze che vedremo tra la periferia, tra la città di Quito e la periferia e la città di Padova. Magari, forse, è solo un'ipotesi, è giunto il tempo che dalla pastorale parrocchiale, dalla pastorale che ha come oggetto la parrocchia, si passi sempre di più a pensare a una pastorale cittadina, dove l'oggetto non è più la singola parrocchia, ma la città. A 2960 metri di altitudine, tra spaccati di montagna, vulcani, strade curve e correnti d'aria sabbiosa, tra i popolosi quartieri della periferia nord di Quito, una grande stella appare sul selciato. È la parrocchia Maria Estrella della Evangelización, nata il 30 maggio del 1998, con l'allora missionario Fidei Donum, Don Francesco Fabris. Il fenomeno della massiccia migrazione interna all'Ecuador porta ancora oggi nuove famiglie a insediarsi nelle prossimità della città per tentare la fortuna con un lavoro più sicuro e redditizio. La parrocchia conta 25.000 persone distribuite in 60 quartieri, barrios e conjuntos, abitazioni recintate. La popolazione però aumenterà ancora, data la costruzione di un nuovo barrio con circa 1900 appartamenti. Negli anni si è notato un continuo miglioramento del territorio, offrendo a tutte le famiglie i servizi di base come luce e acqua. La maggioranza delle strade è ormai pavimentata. Dagli inizi fino ad oggi la parrocchia ha sempre contato della presenza dei missionari Fidei Donum, preti e laici della diocesi di Padova, sempre impegnati a creare comunità e dando maggiore attenzione alle fasce più vulnerabili, quali bambini e anziani. Una realtà giovane senza grandi tradizioni, ma graziata dalla novità della fede e delle tradizioni dei popoli dell'Amazzonia e della costa. Tanti volontari nelle differenti attività pastorali, dalla catechesi alla Caritas, dalla pastorale giovanile ai gruppi biblici. Pronto mondo? Pronto mondo? Con noi in collegamento da Quito, capitale dell'Ecuador, Don Saverio Turato. Don Saverio, buona giornata. Buona giornata a tutti voi, cari radioascoltatori. Un caro saluto dalla città di Quito, chiamata anche la Carita de Dios, cioè la faccia di Dio. Sentiamo un po' di traffico alle tue spalle, un po' di rumori della città. La tua parrocchia è proprio nei sobborghi di Quito. La nostra parrocchia si trova nella periferia nord di Quito. Siamo anche noi un po' contaminati da questo traffico commerciale perché c'è un andirivieni di traffico pesante
dovuto a camion che trasportano ghiaia, sabbia, tutto il materiale per l'edilizia. Questo è anche un indice di come si sta trasformando questa nostra zona, sempre nuove abitazioni eccetera. Per dire, noi siamo tiro di schioppo, no, dal centro di Quito, mettiamo come dire dalla Guizza al centro storico di Padova, quindi traffico permettendo in 20 minuti già si sta in città. Un boom economico, quello dell'Ecuador in questi ultimi anni, che ha portato forse meno persone a soffrire la fame. Sì, senza dubbio. Ultimamente i giornali in tutto il mondo stanno dicendo del miracolo equatoriano. Con questo governo sono riusciti a riscattare i pozzi petroliferi che sono molto presenti nell'Amazzonia, e questo ha dato la possibilità alle casse dello Stato di poter investire molto sull'istruzione. Ecco, tante scuole di cui c'è anche bisogno proprio fisicamente di strutture, di edifici. Sta dando un investimento importante alla salute pubblica, perché ancora adesso molto spesso solo tramite un'assicurazione privata, e poi anche le vie di comunicazione sono molto ben fatte, ristrutturate, ci sono strade nuovissime che collegano dalla Sierra all'Amazzonia, dall'Amazzonia alla costa, e questo permette una facilità nei trasporti, e negli ultimi 2 anni abbiamo avuto anche la fortuna di avere un nuovo aeroporto in Quito. Dunque è tutto rose e fiori, oppure ci sono dei problemi di cui voi vi accorgete? Sì, non sono ancora tutte rose e fiori, perché quando si parla di economia non vuol dire che tutta la persona e la società si sviluppano contemporaneamente. Questo perché, ascoltando e vedendo molte situazioni ancora di povertà, che non è, ripeto, solo quella economica ma anche umana, culturale, e dopo evidenti quelli che sono i problemi sociali, come quelli che stanno emergendo della droga. Nei nostri quartieri ci sono molte famiglie che, non dico tutti i giorni ma spesso, vengono a piangere perché il loro figlio, no, 12enne, 13enne, già sta fumando la marijuana, l'altro che sta spacciando, l'altro che sta consumando droga più pesante. Quindi situazioni, no, abbastanza critiche. Ancora non si vedono dei segnali forti da parte della società per poter intervenire. E dopo, legato a questo, al problema della droga, chiaro, c'è anche molta delinquenza. Questo nel centro come anche nelle periferie. Se uno non ha i soldi per sopravvivere o per comprarsi i suoi vizi, cosa fa? Ti accantona con un coltello o con una pistola e ti dice dammi quello che hai, anche fossero solo pochi centesimi, però anche questa è una brutta forma di violenza, e crea anche un po' di terrorismo. Per cui durante il giorno sì, più o meno uno se la cava, però già all'imbrunire o la mattina presto quando la gente va a lavorare per prendere il bus eccetera, ci sono questi problemi abbastanza gravi. E dopo anche ancora legato a questa trasformazione della società così rapida e globalizzata, se vogliamo usare un termine anche molto di moda, il problema delle famiglie, le famiglie che già si sono distaccate dai loro valori antichi, se vogliamo anche primitivi. È vero che fanno ancora tanti figli, però non è detto che sia con la stessa donna o con lo stesso uomo, quindi problemi legati a una radice di una società che è molto fragile, e ci sono pochi riferimenti sotto questo punto di vista. Don Saverio, torniamo tra pochissimo da te per continuare a parlare di Ecuador, di Quito, ma anche in senso generale di queste grandi città che all'estero, ma anche da noi in Italia, diventano davvero la nuova prospettiva per la pastorale. La Bibbia non mente, l'archeologia concorda. La città più antica del mondo è Gerico, ben 10.000 i suoi anni di storia. La fondazione risalirebbe addirittura all'8000 a.C. Da lì in poi la storia dell'umanità si lega indissolubilmente alle città. Già oggi più di un abitante del nostro pianeta su 2 vive in una città, il 54%. Dal 1950 al 2014 la popolazione urbana mondiale è salita da 746 milioni a quasi 4 miliardi. Di questi 2 miliardi vive in città con meno di 500.000 di abitanti, cifra raggiunta da Padova con i comuni dell'Interland, mentre l'altra metà, un essere umano su 8 in totale,
vive in una delle 28 megalopoli con più di 10 milioni di abitanti. Quito, capitale dell'Ecuador, da cui ci sta parlando Don Saverio, viaggia sui 2 milioni e mezzo di residenti, una densità di popolazione 17 volte superiore a quella della provincia di Padova. Se oggi un essere umano su 2 vive in città, nel 2050 saranno 2 su 3. La crescita soprattutto nelle megalopoli, nei paesi in via di sviluppo. Fondamentale dunque ripensare alla città anche in termini pastorali. Non ci saranno più i campanili come li conosciamo noi, nel Veneto dei 1000 paesini. Bisognerà reinventare nuove modalità di pastorale. Dio vive nelle città, spiegava il cardinale Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires nel 2011. Dio vive nella città, ma anche la Chiesa vive nella città e la propria missione evangelizzatrice non contrasta con il fatto di poter imparare dalla città, dalla sua cultura, dai suoi cambiamenti. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Pronto mondo? Dio vive nella città, ma anche la Chiesa vive nella città. Queste le parole di Papa Bergoglio, allora cardinale, che abbiamo ascoltato prima della pausa. Siamo in collegamento con una grande città del Sud America, più precisamente Quito, capitale dell'Ecuador. Con noi Don Saverio Turato, Fidei Donum della diocesi di Padova, in Ecuador dal 2011. Grazie Don Saverio. Un sincero ringraziamento a tutti voi che avete la pazienza anche di ascoltarmi. Sono qui a vostra disposizione. Don Saverio, prima della pausa abbiamo visto i problemi di queste grandi città, smarrimento, droga, affollamento, mancanza di legami, mancanza della famiglia. Nella pastorale questo cosa comporta? La frequenza, la devozione? Nella vita di una persona nativa del Latino America è molto sentita la dimensione religiosa, no? L'Ecuador ancora ha una grande percentuale di coloro che si professano cattolici, stiamo parlando più dell'80%, no? Non è la totalità, perché in America Latina sono anche famose queste presenze delle chiese protestanti evangeliche, dei mormoni, dei testimoni di Geova. Quindi diciamo che l'equatoriano in sé è cattolico, no? Proprio per la maggioranza. Però c'è una pratica che a loro è stata insegnata in questo modo, no? Molto devozionistica, un rapporto immediato tra persona e Dio, a volte dimenticandosi di questa mediazione della Chiesa, quindi dei sacramenti, eccetera. Se vogliamo anche dare dei numeri, e nella nostra parrocchia non siamo capaci di contare più del 2% della popolazione che venga alla messa domenicale. Molti dicono: ma io vado al santuario, io ho la devozione al santo, al divino Niño, che sarebbe il bambino Gesù, tutto il tempo dell'anno, e quindi bisogna anche mettersi in ascolto di questo loro bisogno e di questa loro formazione religiosa. Chiaro che noi, in quanto Fidei Donum, in una parrocchia abbiamo anche l'obiettivo, lo scopo di creare comunità. Non è facile, appunto perché fra questo tipo di religiosità e i forti movimenti interni che ci sono anche nel nostro territorio, perché ci sono persone che molte vengono in affitto, altre, molte di più, se hanno la possibilità si comprano il terreno, si costruiscono la casa, vivono un po' come possono, perché i soldi sono sempre molto molto misurati. Ecco che in questo continuo movimento è anche difficile creare un nucleo di persone che si sentono parte della loro chiesa, no? Che è presente nel loro quartiere. Questa facilità di movimento, ecco, porta loro di andare a messa da noi, ma tanto fa andare anche dal vicino o andare al santuario X, perché credono molto nei miracoli. Sono discorsi che sentiamo molto spesso anche qui a Padova, soprattutto nelle parrocchie di città o dell'immediata periferia della cintura. Quali sono le differenze, quali sono le similitudini che ci sono tra l'esperienza urbana che
vivi tu a Quito e l'esperienza urbana che c'è qui da noi? Ma guarda, questo è un fenomeno che non si può frenare. Forse noi abbiamo i nostri schemi, le nostre strutture, no? Come sacerdoti, anche per la formazione che abbiamo ricevuto o anche per la storia che ci ha legato alle nostre comunità cristiane. Quindi è un fenomeno e non si può frenare. Bisogna lasciarlo andare, altrimenti diventa anche pericoloso, no? Io credo che non ci sono poi così tante differenze fra quello che può succedere qua a Quito e quello che succede a Padova, no? Chiaro che secondo me è molto importante un po' studiare, analizzare questo fenomeno, no? Del movimento, della poca appartenenza della gente, però si dice credente, e creare questa pastorale urbana. Io ne ho sentito parlare in occasione di un incontro a Buenos Aires, dove lì ci stanno puntando fortemente e loro credono che in una popolazione di 12 milioni di abitanti e non di 2 milioni e mezzo come può essere quella di Quito è necessario ripensare, no? Ripensare una pastorale, non inculcare strutture o modelli nostri, se non quella di mettersi in ascolto, di contemplare questo movimento di persone e di non imporre una nostra pastorale, se non quella di essere molto più umili e di accettare quelle che sono le loro richieste. Chiaro che sembrerebbe fare passi indietro, perché così pare di non costruire niente. Però d'altronde dobbiamo spogliarci anche delle nostre sicurezze per fare spazio a questa moltitudine di gente che comunque sta cercando qualcosa. Non sta cercando solo la porta di casa sua per ritornare dai loro cari, non sta cercando la porta solo per andare al lavoro, ma sta cercando qualcosa nel loro profondo. A noi, in quanto pastori, in quanto Chiesa, l'impegno di individuare nuove strategie per accogliere e fare di questo fenomeno una grazia di Dio. Abbiamo ancora un minuto, Don Saverio. Qui a Padova già da molti anni esiste, per volontà del Vescovo Antonio, una pastorale cittadina per una città che conta 250.000 abitanti, 500.000 con l'Interland, come abbiamo detto prima. Questa intuizione in che cosa, te che segui le nostre vicende da qualche anno ormai dall'Ecuador, in che cosa potrà consistere e che cosa è importante, quali sono i segreti per cui una pastorale cittadina possa funzionare? Beh, guarda, io non ho fatto esperienze di città mentre ero ancora nella diocesi di Padova, perché sono stato a Battaglia Terme prima, comunque già più prossima alla città, e dopo sono stato a Montagnana, quindi ero proprio il lato opposto della diocesi. Però quello che posso dire adesso, visto che ho questa piccola esperienza qui di missione, credo sia importante anche non solo strutturare, progettare nuove cose. Credo che sì, sia importante più di tutto entrare nella vita del popolo di Dio. Noi che dobbiamo agganciarci alla loro vita, ai loro problemi e anche alla loro ricchezza, perché non dobbiamo considerare tutto un problema quello che sta avvenendo nella città. È chiaro che quando si presenta un problema per noi subito significa qualcosa di negativo, però la conversione che dobbiamo fare come Chiesa è quella di abbattere sicuramente tutte quelle barriere che i nostri campanili hanno creato fino ad oggi, e non è facile. Parrocchia corrisponde al prete, come se il prete fosse colui che garantisce la presenza di Dio sulla terra. Invece è proprio il contrario, se vogliamo anche riprendere il Concilio Vaticano II, che il popolo di Dio è protagonista, il prete è strumento, e credo allora che questa trasformazione, questa conversione richieda molto tempo, prima di tutto ai vertici, alla gerarchia ecclesiale, perché la nostra gente già non si fa tanti problemi, così è la vita, dice, no? Quindi cosa dobbiamo fare? Abbandonarli? Di dire che tutti sono cattivi? Piuttosto noi dobbiamo inserirci in questo gran torrente e lì nuotare con loro. Grazie Don Saverio per la tua testimonianza, per il tuo impegno. Grazie a voi, ricordateci nelle vostre preghiere e vi auguro un buon tempo di Quaresima e di preparazione alla Pasqua. Anche per oggi terminiamo qui, l'appuntamento con noi, cari ascoltatori, è sempre per la settimana prossima per un altro viaggio nel cuore della missione.
Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.